Il premio Ondras è un'iniziativa eccellente perché ci dà la possibilità di far conoscere una realtà che nell'essenza della personalità culturale dei diversi paesi che hanno queste lingue, che sono aspetti fondamentali della sua identità, della loro identità. È un premio importante perché riconosce le persone che si sono occupati di promuovere le lingue minoritarie, quindi il vero oggetto sono le lingue minoritarie, termine brutto con cui si definiscono lingue come il friulano, il catalano, il ladino e così via, che vengono premiati oggi, perché poi alla fine sono lingue come tutte le altre, solo che sono parlate da un numero di persone inferiore rispetto a quello delle cosiddette lingue ufficiali, anche se poi non è sempre così, perché abbiamo anche lingue ufficiali come il maltese, l'irlandese e tante altre, insomma, che hanno un numero di parlanti inferiore anche ai friulani e ai sardi. Un premio vuol dire riconoscimento e anche crescere del prestige di una lingua, e quello è molto molto importante, perché una lingua con prestige viene anche sostenuta con finanziamenti e anche moralmente. Perciò il premio Ondras fa molto piacere per il ladino delle Dolomiti. È un premio importante perché richiama l'attenzione su un tema che oggi sembra trascurato. È importante perché intanto ci sono ospiti di livello internazionale che hanno sviluppato nei loro territori programmi di sviluppo delle loro lingue importanti. Ecco, forse oggi questo premio ci serve ad indicare una strada anche per la Sardegna, dove la questione della lingua mi sembra che stia attraversando un momento di stanca.